dicevamo, c'è molta carne a fuoco, il decreto liquidità, il MES nella notte, la voglia di riaprire le imprese. Qual è il messaggio che arriva oggi alla luce di tutto quello che è successo nelle ultime frenetiche 24 ore dalla Confindustria Veneto? Allora, siamo molto preoccupati. Questa mattina mi hanno contattato diversi colleghi. La situazione è drammatica per le nostre imprese, è drammatica anche per il nostro paese. Ci sono alcuni provvedimenti, tipo il decreto sulla liquidità, che però avrà ancora un passaggio in Parlamento e sulla quale noi abbiamo molta paura che poi sia la burocrazia che possa frenarlo. Mi sembra di individuare che ci sia la voglia da parte dell'Europa di intervenire in modo comune su questi problemi qui. Secondo me ancora siamo un poco indietro, ma il vero problema è che se non c'è una partenza in sicurezza noi siamo molto preoccupati. Noi ci aspettavamo ieri qualche cosa in più da parte del governo, la notizia di oggi che aprono le librerie, siamo contenti per le librerie, siamo contenti per la cultura, ma bisogna fare qualche cosa di più in sicurezza. Però il presidente di Zaia diceva che secondo lui il 60% delle imprese in Veneto sono già operative. Questo risulta anche a voi? Io non ho ancora questo tipo di dati. Io so che nel frattempo in Veneto abbiamo perso 40.000 posti di lavoro che non sono stati rinnovati in questo periodo. So che la situazione è drammatica e so che alcuni colleghi stanno perdendo importanti commesse all'estero, e so che da parte di noi imprenditori c'è la volontà di sedersi a un tavolo con i sindacati, con la regione, con chiunque sia. Diteci quali sono le misure che dobbiamo adottare nelle nostre imprese, diteci cosa dobbiamo spendere, cosa dobbiamo fare, chi ci controlla, che vengano i carabinieri, che venga qualsiasi. Noi siamo aperti ad ogni tipo di precauzione, ad ogni tipo di controllo, ma lo vogliamo sapere e magari lo vogliamo sapere almeno 48 ore prima, non 2 ore prima della riapertura. Ieri voi avete fatto questa lettera sottolineando che le regioni firmatarie Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e il Veneto rappresentano il 45% del PIL e il Veneto, mi permetto, campione di export, paga anche, come diceva lei, il fatto di vedersi sfumare sotto il naso commesse internazionali perché il resto del mondo non ha chiuso le aziende, ovviamente. Ecco, il 45% del PIL, che risposta ha avuto a quella lettera? Nessuna risposta. È stata convocata Confindustria a livello nazionale e sono stati convocati i sindacati a livello nazionale. Ci è stato detto che non ci sono ancora le condizioni nel paese per lavorare in sicurezza, ma questo non è secondo noi una risposta adeguata. Non posso pensare che non ci possano essere delle condizioni per far lavorare alcune, e chi riesce a farlo, alcune imprese in sicurezza.